Cara, Sì. ti devo parlare. No, non dirmi niente. Hai capito? Ti conosco troppo. Senti, vorrei... Anch'io. Dici veramente? Sì. Facciamo l'amore per l'ultima volta. Sei stata meravigliosa. Anche tu, come sempre. Eppure qualcosa è cambiato. Sì, amore, lo sento. Io amo lei. Dio, ti prego, adesso vai. Dopodiché il nostro principe scompare in preda ad una crisi. Biancaneve disperatamente lo cerca e lo trova infreddolito in un parco. Questo amore grande, tanto grande da sacrificare se stessi. Biancaneve a questo punto lascia al principe azzurro la libertà di scegliere la sua vita. Infatti lei ormai certa di avere in sé il frutto del loro amore, sa che la sua felicità sarà ugualmente grande. Suo figlio sicuramente sarà uguale a lui e questo le basterà